deciso di ospitare appunto questa mostra. Io ve la consiglio, la vedrete più tardi, veramente ne vale la pena. Luigi ha raccolto non solo delle testimonianze storiche incredibili, ma anche oggetti di sicuro valore, ceneri di sicuro valore. Però ovviamente prima di avviarci all'inaugurazione della mostra è giusto che si faccia un po' gli intellettuali in Europa si parlavano in latino, scrivevano in latino, cioè questa era la situazione. Quindi nell'Ottocento tutto questo viene smontato in nome appunto della ricerca di una nuova identità nazionale, anche a prezzo di invenzioni vere e proprie. Per esempio uno scozzese che si chiamava James Macpherson. In Italia il romanticismo è un po' tardo, ma non è un caso che uno degli intellettuali più importanti, Niccolò Tommaseo, scriva negli anni 30 una raccolta, la prima raccolta di canti popolari italiani. E questa raccolta si chiama Canti popolari toscani, greci e illirici. La Toscana stava sotto gli Asburgo, la Grecia stava sotto i turchi e anche l'Illiria, che sarebbe la Croazia oggi, era dominata dai turchi. Quindi i popoli dominati dell'area mediterranea si riscattano attraverso la poesia. Va messo in evidenza riguarda il rapporto fra l'oralità e la scrittura, perché noi abbiamo parlato qui in parte di tradizioni che sono miste. Tutta la poesia sacra in Sicilia è una poesia che parte dalla scrittura. Partiamo innanzitutto da questa premessa, è completamente diversa. La vera poesia popolare, alla percezione, ad esempio, di un folclorista come Giuseppe Pitrè, aveva a che fare soprattutto con il canto monostrofico, la canzuna, lo stornello, quindi l'ottava, la quartina, la terzina, che avevano un tipo di che non avevano alla base la scrittura, quel tipo di canto che aveva una trasmissione puramente orale, quelli che lui trascriveva appunto sotto dettatura, perché non avendo ai tempi strumenti di registrazione sonora, intendo dire strumenti tecnici, qual era il sistema con cui questi studiosi raccoglievano i canti popolari? Se li facevano dettare e li mettevano appunto, trasformavano una performance orale in una letteratura popolare trascritta. Visto che abbiamo parlato di identità siciliana, facciamo fare questo pezzo e poi io risponderò a tutte le domande che volete. Okay. Magari c'ho un esempio qui. Grazie. A voi io mi presento sogno e per cantare amori e sentimenti assai sinceri della Sicilia l'orgoglio e l'amore e l'oraggio domini i valori. Porte di fuoco e stille naviganti ci vinni un munno con le sue potenti ed in la recrea con i suoi canti ci arriva chiorma diretto l'osso rappafullama ogni ascia nero ci lassa una forma ed da tutti forgia e li disarma ed da tutti forgia e li disarma. Isola sempre nuova e sempre antica nasce
Mancisti e fulmari, la tonata. Avi assai che è successo il primo fatto, dal 1268. In Sicilia il popolo era matto e per davvero lo fece un botto, perché Carlo, angioino francesi, lo vedete all'opaggio numero 1, a ferro e fuoco davvero ne visi. Napoleone ai protegesi. In Sicilia volevano quasi, Tutte fecano tanto le difesi. e mentre che pensava quasi quasi, E con questa magari lo riempi e diventare ancora più potenti. Noi siciliani speravamo solo che peggio terzo d'Aragona, lo vedete all'opaggio numero 2, mi venisse a liberare delle francesi. Michele III, imperatore bizantino, lo vedete all'opaggio numero 3, era solo alleato e ci mandava oro a beveroni per quanto costruisse una grande flotta per venire a liberare la Sicilia. Ma quanto tempo ci voleva, amici cari? E voi lo sapete, che quando si soffre, pare che il tempo non passa mai. E fu così che il 30 di marzo del 1282, il lunedì dell'Angelo, davanti alla chiesa dello Santo Spirito a Palermo, mentre che c'era la funzione delle vespri, sentite che successe. C'era una bella giovane siciliana accompagnata dallo sposo, un soldato francese chiamato Bouvet. Ci disse Renno, vieni qua, dai a fare così, e mentre ci metteva le mani in corpo e con bramosia, la donna gridava forte. maledetto mio! Allo sposo ci scoppiava in colera, ci svelava la spada allo francesi e con l'occhio infuocato di sangue raggia, ci spaccava fuori. Scoppiava una notte, caccia alle francesi. Fuori scalinati tutti i casi, E due hanno quando messi. già tutta la Sicilia si pervasi, E all'indomani all'alba finalmente parlano si proclamano indipendenti. Dopo Palermo fu Corleone, Taormina, Siracusa, Augusta, Catania Caltagirone, e man mano tutte le città siciliane fino a Messina sarebbero ribellati facendo una carneficina. Tanti francesi pensarono di salvarsi la vita fingendosi popolari. E sapete come vennero scuoti dei siciliani? Ci ammusciavano i cicili, ci dicevano che so chi. O siciliano diceva Cicili e chi lo campava. O francese diceva Cicili. Venne adottata la bandiera siciliana con il giallo di Palermo Il rosto di Corleone. a Cergio Laginante, un simbolo misterioso e antico quanto il mondo. Danzuri antico, A noi sciore parla lo sangue e l'islana maci moglie e figlia ed ogni cosa da dormi sa respiglia.
80 anni di riconoscimento. Teniamo in lo scritto e facciamo crescere l'isola deserta. E noi, da vittimo la Sicilia, ma incinta di forza e volontà, svenciata ante l'autostrada come carne cramuriata, noi, La gola e le nastri attanagliati, ho fatto della carne bruciata viva, ma frenato a voglia di vomitare. Davanti a carboni adunati e pizzetti senza forma, di libro che un minuto prima erano sentimenti, emozioni, chiaro. noi non lo scordiamo, noi viemo sempre avanti, a testa alta, o mondo ci diciamo, noi sempre